In Italia un bambino su 89 è colpito da disturbi dello spettro autistico e i casi, lo dicono i numeri, sono in continuo aumento, con l'obiettivo di sensibilizzare la propria cittadinanza alle problematiche legate all'essere autistici nel contesto sociale e scolastico, nonché nella vita quotidiana. Il comune di Villafranca ha deciso di dotarsi del riconoscimento di città blu, un progetto che vede coinvolte anche l'ULS 9 e l'azienda ospedaliera, che prevede corsi di formazione per insegnanti, medici e infermieri del pronto soccorso, ma anche commercianti e allenatori che durante le attività sportive sapranno come gestire al meglio particolari situazioni. L'iniziativa è nata dietro la grande spinta arrivata dalle famiglie del territorio e dalle associazioni che si occupano di autismo. Noi offriremo una rete di servizi a partire dall'età evolutiva, dalla frequenza delle scuole, dove con i nostri operatori supportiamo l'integrazione scolastica, fino ad arrivare all'età più giovanile, da giovani adulti, l'inserimento al lavoro o l'attività occupazionale nei centri diurni, fino ad arrivare alle necessità anche di tempo libero. La novità del progetto è che si sta creando un'alleanza tra comuni e i servizi della ULS e dell'azienda per portare avanti il tema complesso dell'autismo. È un progetto molto interessante perché va ad accogliere e a supportare la persona con autismo in tutti gli ambiti del quotidiano. A partire da febbraio inizieranno i corsi di formazione sia per il personale scolastico sia per gli insegnanti di tutti i gradi di istruzione. Verrà poi attivato lo sportello blu d'ascolto, mentre nella biblioteca comunale di Villafranca verranno organizzati incontri, letture a tema e corsi di teatro. L'obiettivo è di diventare una città educante e inclusiva a 360 gradi come luogo di relazione, identità, memoria e benessere collettivo al quale tutti sono chiamati a contribuire. Nasce dalla necessità e dalle esigenze delle famiglie. Questo è stato un progetto condiviso da tutti e che ci auguriamo sia un progetto pilota da esportare. Supporteranno e collaboreranno al progetto tutte le associazioni di Verona e provincia che lavorano a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico, in particolare il gruppo Asperger Veneto di Verona e ANTS Onlus per l'autismo di Lugagnano.